Pasqua. Operazione dei Carabinieri di Venezia contro lo spaccio. L'indagine, iniziata oltre un anno fa, ha portato a scoprire l'attività di 2 detenuti nel carcere di Santa Maria Maggiore. Le mogli facevano da corriere sfruttando i figli piccoli. Casa e denaro, l'eredità del professore trovato mummificato nel suo appartamento a Santa Marta andrà alla sorella, con cui non parlava da 10 anni. Lui era solo e non aveva figli. Altro colpo di scena nella vicenda del referendum per la separazione, con il governo che ha deciso di contestare il voto indetto dalla regione di fronte alla Corte Costituzionale. Oggi la risposta dei separatisti. La battaglia di un gruppo di residenti di Via Colombo per ripristinare la ZTL più odiata dal resto dei mestrini non sembra avere molte possibilità di successo, a sentire l'assessore alla mobilità Boraso. La surreale situazione degli anziani residenti nel centro Don Vecchi in zona Orcian, costretti a rischiare la vita, dicono, per raggiungere la fermata del bus. Rassegnarsi a non cercare il posto fisso e a non credere a facili entusiasmi della rivoluzione tecnologica, le raccomandazioni del Patriarca di Venezia agli studenti che si affacciano al mondo del lavoro. 86-76, inizia bene la gara d'andata dei quarti di finale di Europe Cup per l'Umana Reyer, che ieri sera sul parquet del Palasport a Lierto ha battuto i russi con 10 punti di vantaggio. Questi i titoli dell'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In apertura la cronaca con la maxi operazione dei Carabinieri di Venezia contro lo spaccio. L'indagine, che era partita oltre un anno fa, ha portato a scoprire l'attività di 2 detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore. 8 le misure di custodia cautelari. Dettagli nel nostro servizio d'apertura. Gestivano lo spaccio dalle celle del carcere di Santa Maria Maggiore, dove erano detenuti, facendovi arrivare stupefacenti e anabolizzanti per la distribuzione. Dopo un anno di indagine, all'alba è scattata l'operazione Cometa tra le province di Venezia e Napoli, con cui i carabinieri hanno portato 5 persone in carcere, 2 con l'obbligo di dimora e l'8ª con il divieto di dimora in provincia di Venezia. I 2 detenuti, un italiano e un albanese, avevano messo in piedi un astuto sistema per nascondere cellulare e caricabatterie. L'avevano messo all'interno di una nicchia creata da loro, che aprivano con un'apposita chiave. Poi comunicavano nelle ore notturne, mentre di giorno erano carcerati modello. Fondamentale il ruolo delle mogli. Ricevevano proprio dei veri e propri ordini dai mariti, e con in qualche maniera, no, la copertura, diciamo, di portare al seguito i figli minori, avevano tentato di non essere poi sottoposti al controllo da parte delle forze di polizia. La droga veniva nascosta anche nei pannolini del figlio di un anno, che nessuno avrebbe perquisito. Sequestrati 2 kg di hashish, mezzo di cocaina, pastiglie anabolizzanti e molti contanti. Pensate che durante le perquisizioni di questa mattina abbiamo sequestrato intorno a 15.000 euro contanti, il che significa che il giro di affari di queste persone era anche ingente. Le sostanze stupefacenti evidentemente che hanno venduto in passato erano per un valore complessivo di 120.000 euro, ma soprattutto è la cessione, abbiamo accertato quasi la cessione media giornaliera di 150 dosi, insomma. Tutto girava intorno al denaro, ed è proprio su questo che è stata fatta leva, applicando il sequestro preventivo dei beni, quantificando quanto avrebbe fruttato l'attività illecita. Sostanzialmente è la misura più afflittiva per queste persone, perché imporrà adesso circa un 120.000 euro di termini di valore, di poter sequestrare tutti i loro beni per arrivare fino a questo importo. Un'indagine, questa dei Carabinieri, che si dirama in 2 filoni. Oltre l'attività dei detenuti, lo smantellamento di una grossa rete di spaccio che coinvolge Mestre e Marghera. Le indagini partite dal carcere di Venezia hanno permesso di scoperchiare un traffico ben più ampio, coinvolte una ventina di persone di varie nazionalità attive nei parchi mestrini, Bissuola, Aiez, il Bosco dell'Osellino e di Mestre, oltre che nei bar della zona, ma anche il territorio di Marghera. L'operazione Cometa è stata l'occasione per sottolineare come l'attività investigativa dei Carabinieri stia proseguendo proprio in virtù della diffusione del fenomeno. La nostra non è un'attività che si fermerà qui, è un'attività che proseguirà. Abbiamo
continue richieste dei cittadini, delle persone che capiamo che sono esasperate purtroppo da questo fenomeno. L'amministrazione comunale in prima persona impegna delle risorse, noi continueremo a far sì che questa opera questa attività di contrasto non finisca. Abbiamo inferto un grosso colpo però a una rete di spacciatori. Torniamo alla vicenda del cadavere mummificato del professore trovato nella sua abitazione in centro storico a Venezia. Mentre continuano le indagini degli investigatori, emergono nuovi dettagli sulla vicenda. Tutta la sua eredità andrà alla sorella con cui non parlava da 10 anni, almeno secondo quanto ha dichiarato lei una volta rintracciata e interrogata dai carabinieri. Lelio Vaschetti, il professore deceduto presumibilmente nel 2011 quando aveva 68 anni e ritrovato mummificato nella sua casa di Santa Marta dopo 7 anni domenica pomeriggio, era solo e non aveva figli. L'unico parente in vita è appunto la sorella Illiria, residente al Lido con il marito. Avrà la casa e i soldi del conto corrente, un centinaio di migliaia di euro. In questi 7 anni nessuno si è accorto dell'assenza dell'uomo e dal momento che non è stato dichiarato deceduto, l'INPS ha probabilmente continuato ad erogare la pensione. Contributi che oggi alla luce dei fatti potrebbero anche essere chiesti indietro. Se così fosse, la somma ammonterebbe a circa 80.000 euro. Una parte dei suoi risparmi andrebbero comunque alla sorella e non sono pochi. Al momento il conto corrente resta però sotto sequestro perché i carabinieri stanno proseguendo le indagini bancarie alla ricerca di movimenti o prelievi antecedenti la morte dell'uomo, che dall'esito dell'attacco disposta dal pubblico ministero è stato confermato non è riconducibile a traumi violenti. Le cause del decesso però sono ancora sconosciute. Sull'identità invece ormai ci sono pochi dubbi che potranno essere fugati definitivamente dall'esame del DNA comparato con quello della sorella. Poi si deciderà se dare il via libera ai funerali. La politica, ennesimo colpo di scena ieri nell'interminabile vicenda del referendum per la separazione, con il governo che ha deciso di contestare il voto indetto dalla Regione di fronte alla Corte Costituzionale. Oggi la piccata risposta dei separatisti. È imbarazzante che un governo che è in regime di prorogatio, quindi significa che dovrebbe fare solo gli affari urgenti di ordinaria amministrazione, si permetta di sollevare un conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni. Probabilmente il governo di Gentiloni non sa neanche dove si trovano Mestre e Venezia, non conosce la realtà locale e di sicuro non vuole fare gli interessi dei cittadini ma di pochi politici che vogliono mantenere la poltrona. Durissima la reazione dei comitati per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre all'indomani della decisione del governo di impugnare il voto previsto per il 30 settembre di fronte alla Corte Costituzionale. In questo modo il governo sembra quasi dire ai cittadini veneziani e mestrini: voi non siete capaci di votare, tutti gli altri comuni d'Italia possono votare in caso di divisione del comune, voi non siete in grado. Non vediamo l'ora che la Corte si esprima per bocciare, come accadrà, le argomentazioni del governo. Questo atto di arroganza ci fa solo sorridere, attaccano ancora dei comitati, anche perché il ricorso alla consulta non sospende l'iter. Siamo fiduciosi che la Regione andrà avanti per la sua strada e il 30 settembre i cittadini potranno finalmente esprimersi. I cittadini ci stanno dicendo in queste ore che anche quelli che avrebbero votato no capiscono che c'è qualcosa sotto. Di sicuro ci sono tutti questi ricorsi, 6 ricorsi al TAR, 1 in Corte Costituzionale, forse si parla di interessi che sono meno che pronunciabili. A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Abbiamo incontrato il candidato sindaco per il centrodestra a San Donà, Gianni Corradini, che dice: non era contemplato proprio, non me l'aspettavo. Non ci pensavo nemmeno, hanno deciso che sulla mia candidatura potevano trovare quel collante per fare stare insieme tutte le forze politiche di centrodestra e beneficiare di quel vantaggio non da poco che hanno avuto nelle elezioni politiche del 4 di marzo, e io ho dovuto accettare questa scelta e cercherò di farne buon uso sia della fiducia che dei voti che mi garantiscono. Doveva lavorare dietro le quinte ma è diventato l'attore protagonista. Corradini, commercialista ed ex amministratore delegato del Casinò di Venezia, sembra la figura migliore per mettere fine al braccio di ferro tra Lega e Forza Italia a San Donà di Piave. Per questo ha accettato. San Donatese Doc sa già che cosa farebbe da sindaco.
Io credo che per fare qualcosa di più a San Donà basti fare molto poco. In realtà quello che vorrei fare, almeno da subito, è dare a San Donà una viabilità decorosa, perché oggi San Donà è prigioniere, i cittadini sandontesi sono prigionieri della città. Viabilità ma anche sicurezza, altro nodo da sciogliere subito. La sicurezza a San Donà probabilmente è penalizzata perché non si conoscono o si finge di non conoscere quelli che sono gli ambienti dello spaccio. Ora, questo è uno dei problemi, ma ripeto, sono tantissimi. Ma perché esistono questi problemi? Probabilmente chi ha gestito la città fino ad oggi non la conosce, e questo è un grave handicap per un'amministrazione comunale. E adesso la battaglia di un gruppo di residenti di via Colombo a Mestre che vorrebbero ripristinare la ZTL più odiata, sembra, dalla maggior parte degli altri mestrini. Una battaglia che però, secondo l'assessore Boraso, ha poche possibilità di successo. Non si torna indietro. L'abolizione della ZTL in via Colombo faceva parte del programma su cui il sindaco Luigi Brugnaro ha vinto le elezioni, e non sarà qualche decina di residenti a far cambiare una scelta applaudita dalla città. Lo garantisce l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso. Non riteniamo che ci siano situazioni talmente drammatiche, lo smog sì, lo smog c'è, ma nell'intera Valpadana, quindi non mi pare che sia concentrata tutta quanta in via Fredelletto. Mi sembra un po' da far sorridere queste valutazioni. I firmatari della petizione per il ripristino della ZTL parlano di una situazione invivibile a causa del traffico. I nostri dati, scandisce Boraso, sono totalmente diversi. I dati sono in netto diminuzione rispetto all'anno scorso. Dai 4.500 passaggi sono già scesi a 3.500 passaggi al giorno, quindi significa che l'effetto dell'apertura Valenari c'è. Non si dica che il ripristino della ZTL è una richiesta dei residenti, ammonisce l'assessore. Si tratta di un gruppo di persone che non rappresenta l'opinione di tutti. Molte famiglie che abitano in quel contesto sono felicissime della riapertura, c'era gente e famiglie che erano costrette ogni anno a rinnovare i pass, le autorizzazioni, e magari qualcuno, per essersi dimenticato di rinnovare il pass, si è trovato anche 2.000 euro di multa. Resto naturalmente disponibile a qualunque forma di dialogo, concede Boraso. Non abbiamo nulla da nascondere, ma difendiamo e confermiamo la nostra scelta. Io li inviterò a partecipare alle commissioni, le commissioni comunali e municipali sono aperte al pubblico, li posso anche ricevere loro signori, ma è una scelta che è stata fatta dall'amministrazione che riteniamo sia corretta, perché non si potevano fare 50 km per passare da nord a sud della città, e però dobbiamo anche portare rispetto a chi lavora, a chi ha un'attività economica e anche agli altri residenti che sono contenti di questa riapertura. Da questa battaglia alla surreale situazione che si trovano a vivere gli anziani del Don Vecchi in zona Auchan, costretti a rischiare la vita per raggiungere la fermata dell'autobus. Un solo autobus ogni ora parte dal piazzale antistante i villaggi Don Vecchi 5 e 6, dove trovano ospitalità decine di anziani autosufficienti, ma anche padri divorziati e altre categorie di persone che non hanno altro collegamento con la civiltà, a meno di affrontare l'attraversamento della pericolosissima viabilità della zona commerciale di Mestre. Non hanno praticamente autobus, non hanno un attraversamento pedonale e quindi rischiano la vita per arrivare davanti al Decathlon e quindi avere lì 5-6 linee di autobus, oppure banalmente per andare a fare la spesa. Un problema sollevato più volte dagli ospiti del villaggio solidale. Ci sono 6 strade pericolose. Oltretutto che qui dopo una certa ora i lampioni sono bui, sono scuro. Nella stessa situazione anche i residenti dei caseggiati che confinano con le due strutture. Dobbiamo fare per forza la rotonda, che è pericolosissima tra l'altro, e del resto non c'è altra via per arrivare a prendere il bus dall'altra parte della strada. Ecco. Su questi disservizi il Movimento 5 Stelle ha chiesto un intervento tempestivo della giunta comunale. Noi abbiamo fatto un'interpellanza urgente all'assessore alla mobilità Boraso per capire che cosa si può fare per rendere la vita più agevole a queste persone, quindi o mettere più linee di autobus e al tempo stesso creare un attraversamento pedonale in sicurezza su quello che è uno stradone a 4 corsie pericolosissimo.
Accettare i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, rassegnarsi a non cercare il posto fisso e a non cedere ai facili entusiasmi della rivoluzione tecnologica. Queste le raccomandazioni del patriarca Moraglia agli studenti che si affacciano al mondo del lavoro. È finito ormai l'epoca del posto fisso a vita. Sapersi aprire a nuove possibilità di scelta e imparare a muoversi in un mondo del lavoro in continuo mutamento. È il consiglio offerto dal patriarca Francesco Moraglia agli studenti del liceo Franchetti di Mestre che il capo della Chiesa veneziana ha incontrato in mattinata per un momento di riflessione sul loro futuro professionale. La tecnologia sostituirà sempre più parti rilevanti del lavoro, ma saranno proprio i lavoratori a venire meno? Questa è una cosa che ci deve interrogare. Possiamo pensare a recenti dichiarazioni circa possibili numerosi esuberi, migliaia, causati proprio dall'innovazione produttiva. È giusto dunque non perdere le speranze per il futuro, ma anche coltivare qualche timore, sostiene il patriarca, perché ogni novità porta anche dei rischi che vanno affrontati. I cambiamenti già in atto vanno governati dall'uomo, se non si vuole che l'uomo finisca governato dai cambiamenti. L'invito ai ragazzi è quindi a non cedere ai facili entusiasmi di una rivoluzione tecnologica le cui conseguenze sono al momento impossibili da prevedere. Io vi chiedo di applicarvi, di saper discernere, possedere una sapientia cordis capace di considerare l'uomo prima del profitto, prima dei nuovi traguardi della tecnoscienza e delle sue mirabili conquiste. È il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, ci vediamo tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, siamo allo sport, basket, vittoria della Reyer contro i russi in Coppa Europa, tifosi in festa ieri sera al Taliercio. Inizia bene la gara d'andata dei quarti di finale di Europe Cup per l'Umana Reyer che ieri sera sul parquet del Palasport Taliercio ha battuto i russi con 10 punti di vantaggio, concludendo il match con il risultato di 86-76. Un buon risultato in attesa di partire per la Russia la prossima settimana. Andremo in Russia per cercare di fare la partita, però sono soddisfatto perché era una partita che veniva dopo la partita di domenica, una partita di qualità. Jenkins è stato tenuto fuori per un problema a un tendine e ripeto, potevamo forse alla fine avere qualche punto in più, però non andremo certo a gestire il risultato, ma andremo per fare la partita, perché sappiamo che saranno altri 40 minuti molto duri e molto difficili. Oggi è la giornata mondiale dedicata all'acqua e a San Donà si è colta l'occasione per presentare il Festival della Bonifica che si terrà a fine maggio. Ricordare nella giornata mondiale dell'acqua la bonifica dei nostri territori con spettacoli, musica, mostre e convegni dedicati. Tutto questo è il Festival della Bonifica che si terrà a San Donà dal 24 al 27 maggio prossimi, un evento per ricordare quanto l'intervento dell'uomo in queste zone sia stato il futuro possibile di tante comunità. La bonifica dei terreni dalle acque e la bonifica anche delle persone. Non tanto nella qualità delle persone stesse, perché c'era già una grande qualità, una disponibilità al lavoro, ma soprattutto di questi territori che dovevano essere messi nelle condizioni di ospitare civilmente le persone e quindi con la costruzione nelle bonifiche di strade, acquedotti, case, chiese per il culto e quindi dare delle condizioni minime di sopravvivenza dignitosa a questi uomini e a queste persone che poi hanno messo la coltivazione di questi grandi territori bonificati. Ecco perché il festival è intitolato anche Terre Evolute, oggi zone di riferimento per l'agricoltura del Veneto orientale. Realizzato in collaborazione con Coldiretti, CIA e Confagricoltura, Terre Evolute Festival della Bonifica tratterà tematiche legate al territorio e al paesaggio, al rapporto tra uomo e ambiente, alla storia e alle attività produttive a partire dall'agricoltura.
Patrizio Roversi, Antonio Pennacchi, Mario Tozzi, Massimo Cirri, Luca Mercalli e la banda Osiris sono solo alcuni dei nomi che affollano il cartellone degli spettacoli rivolti al grande pubblico, tutti gratuiti. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 che torna puntuale questa sera, ospite in studio Esusleni Gomez, la giovane imprenditrice brasiliana che sta girando il Veneto a piedi alla scoperta delle bellezze della nostra regione. Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata naturalmente con i programmi di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Sempre bel tempo sul Triveneto, ci attende una giornata caratterizzata dal sole. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 23 marzo. Sul Veneto ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, tuttavia con locali e innocui addensamenti. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -2 e 1 grado, valori massimi che risulteranno essere in aumento e compresi dunque tra 9 e 12 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole con cielo sereno nella prima parte della giornata, più nubi ma senza conseguenze col passare delle ore. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese tra 10 e 11 gradi circa. Bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento al massimo con poche nubi sparse qua e là. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime invece in aumento intorno ai 14 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.